Sfida tra neopromossi a San Desiderio. I gialloblu, reduci dal blitz esterno in casa della Pugliese, ospitano i bianconeri levantini fermati in casa dal Masone all'esordio. Gara che parte con una temperatura torrida perché al quinto saltano i nervi di Gallo, che reagisce ad un contatto con Borean. Ineccepibile il rosso diretto per il centrocampista. 11 minuti dopo gli ospiti passano con la conclusione dalla distanza siderale di Ermenegildo, che trova la complicità di Omodei. Neanche 120 secondi dopo il Sande viene preso d'infilata da un calcio d'angolo a favore. Il contropiede viene azionato da Pendola per Borean, che arma al destro, sfera che sbuffa accanto al palo alla destra di Omodei. Il San Desiderio sembra sull'orlo del tracollo, ma al minuto 21 inaspettato ecco il pari, con questa fiondata dalla distanza di Pagano. Anche in questo caso qualche timida responsabilità dell'estremo difensore ospite. A 3 minuti dal riposo Antigua va via con questa percussione insistita. La punta arriva con il passo lungo, agevolando la respinta di Bacigalupo. La ripresa filmata e montata da Enrico Figus parte con gli spettri per il San Desiderio, perché Ermenegildo prova il nuovo sorpasso. Questa volta Omodei, dopo un brivido iniziale, rimedia in 2 tempi, infortunandosi però nell'occasione e lasciando spazio così a Vernier. Non si nota in campo l'inferiorità numerica, allora al decimo Filippone prova ad osare, costruendosi questo sinistro con il difetto di essere però mal calibrato. Poco dopo Ermenegildo ruba palla a Lucentini, ma la conclusione viene caricata a salve, favorendo l'intervento di Vernier. Sul ribaltamento di fronte alla percussione di Poggi premia l'inserimento di traverso murato all'ultimo istante da Coscena in angolo. Trema il San Desiderio al 31esimo perché sulla conclusione di Manaro la testa di un difensore mette fuori causa Vernier, ma è il montante a salvare i padroni di casa. L'1-1 finale esalta la compattezza e la solidità del San Desiderio, mentre agli ospiti resta il rammarico per non aver saputo sfruttare oltre 85 minuti di superiorità numerica.